La vita è tutta un susseguirsi di paraori. Ciao, mi sai dire cosa sono i paraori? No, non so. Boh. Paraori. Mi dà trista ma non mi viene in mente. È un momento di amnesia. Paraori mi sembra solo una parola strana. Ma se io le dico essere sui paraori, cosa vuol dire? Tensione, una tensione verso qualche cosa. Essere sopra qualcosa? Qualcosa, ma cosa? Sui cornicioni, non lo so, non proprio. Non so, su qualche barena, su qualche riva. Una persona che sta attenta su qualcosa, aspetta, sto a ripararmi in qualcosa. Fare attenzione a non farsi pestare i piedi da qualcuno. Ah, i parauri, sì, qui della strada. Non so, dei parapetti, non so. Per non cascare in acqua? Parabordi, non so, ma non paraori. Ripara le rive, ripara un argine. Parare oggi. Sembra una cosa di pescatori o qualcosa, ma no. Qualcosa che parla alle ore? E secondo te cosa sono i paraori? Forse per sentire delle cose o dei rumori strani. Allora, sono degli armadi, grandi no? Che sono un po' marroni, no, in quel senso. E basta. Paraori. È l'oro. Una cosa dorata, paraori. Paraori non lo so, io per esempio so i battiloro che avevano a che fare con la foglia d'oro che veniva battuta nello spessore minimo possibile. Lei mi sa dire cosa sono i paraori? Sull'orlo, cioè paraora, si dice in dialetto, cioè paraora di fare una cosa, cioè dovendo cominciare una cosa, nell'imminenza di fare una cosa. Paraori si usa in occasione del parto e si dice nella prossimità di partorire. Com'è la frase esatta? E agì sui paraori di partorire. Che emozione star sui paraori. Coi paraori entriamo nella sfera della prossimità spazio-temporale. Essere o star sui paraori significa essere nelle vicinanze, nei paraggi, essere in procinto di, lì per. Dal greco para, presso, e dal latino os oris, bocca, imboccatura, entrata. Paraori quindi come una soglia da varcare. Questa locuzione esprime così bene l'idea dell'imminenza da venire di solito associata all'attesa per eccellenza, quella di una nascita. Se una donna è sui paraori, si tratta insomma di una gestante che sta per partorire. Sentite il commediografo veneziano Giacinto Gallina in Sentere Fada. La è sempre sui paraori per partorir, ma non se decide mai. Domani andrò a trovarla. Ma poi ci sono degli altri paraori, che potremmo chiamare anche paradori, perché vengono dal latino parare, preparare, allestire. Questi paraori che in terraferma diventano parauri sono un bel sistema per far meno fatica nel carico e nello scarico. Non sono nient'altro che due travi di legno inclinate e parallele, in modo da poter ridurre il dislivello fra due piani diversi, e sopra ci si può far rotolare di tutto, ma in particolare questo sistema era usato per il trasporto delle botti. Riassumendo, paraori, essere sul punto di, oppure comodo scivolo. In ogni caso è un termine che indica un passaggio, uno spostamento, un progressivo avvicinamento. Finché non arriveremo agli ultimi paraori, dove purtroppo c'è ben poco da fare, lì dovremo tutti fermarci.